Una lettera rivolta ai candidati trevigiani e veneti di tutti i partiti, un invito a tenere in considerazione nei loro programmi la città di Treviso, ma anche una richiesta di chiarimenti e di intenzioni per quanto riguarda il lavoro e il futuro del nord-est. Questo è lo scritto inviato da Giovanni Manildo, il candidato a sindaco di Treviso per il PD alle prossime amministrative e ai futuri parlamentari, affinché Treviso, insieme a Padova e Venezia, possa diventare una città metropolitana e in questo modo accedere ai 12 miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa, tutto per attuare una città intelligente che sappia rispondere alle richieste di sostenibilità imposte da Bruxelles. C'è la voglia di una città come quella di Treviso, attraverso la bocca del candidato Manildo, di aprirsi verso l'esterno, di non rinchiudersi e pensare sempre molto piccolo entro le mura. Questa voglia è una voglia di cambiamento che segna una netta rottura con quella che è stata la gestione finora. E il porta a porta ritorna in campagna elettorale. I candidati del Partito Democratico nei prossimi giorni scenderanno nelle piazze, andranno casa per casa suonando i campanelli dei cittadini per convincerli a votare per il PD, un modo per cercare di superare il centrodestra in Veneto. Vado da Rovigo a Belluno, da Verona dove ero ieri sera, fino appunto a provincia di Treviso e a Venezia e Padova. Il problema è che la gente ha bisogno di essere rincuorata. Deve capire che questa è una proposta di governo dei problemi. E Laura Puppato giovedì mattina sarà al mercato di Visnadello per incontrare e dialogare con i cittadini.